Travolto in bicicletta da un'auto pirata, un nepalese 44enne si trova in fin di vita a San Donà di Piave. In vacanza a Cortina con i soldi dei disoccupati, odiosa truffa di un 25enne torinese. Inaugurata una mostra di presepi di grande valore artistico di un antico oratorio di Mira. La curatrice è un critico d'arte. Benvenuti a questa edizione del TG di Televenezia ed è caccia al pirata della strada che ha travolto poco prima della mezzanotte un ciclista di 44enne residente a Musile in via Argentina. Ora l'uomo, un cittadino nepalese, è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale di San Donà di Piave. L'incidente è avvenuto in via Triestina all'altezza dell'Eurobingo di prossima apertura. Non vi sarebbero testimoni dell'impatto e sono al vaglio le immagini delle telecamere della zona. E ora una truffa odiosa perché ha truffato un migliaio di disoccupati e con i loro soldi è andato a divertirsi a Cortina d'Ampezzo. La polizia della Conca Ampezzana ha scoperto il truffatore insospettita dalle tendenze spendaccione del villeggiatore e tra i truffati potrebbero esserci anche molti veneziani. È finito anche un truffatore nelle maglie della rete di controllo tesa dalle forze di polizia a Cortina d'Ampezzo per scoprire gli evasori. Un 25enne di Torino è risultato particolarmente spendaccione durante i 20 giorni che si è concesso tra i VIP, denaro che proveniva da un sistema di raggiro ben architettato. Lo ha scoperto la polizia, insospettita proprio dai movimenti di denaro messi in moto da questo ragazzo. Il truffatore ha chiesto 30 euro da caricare su PostPay per ricevere a domicilio un kit necessario ad imbustare bottoni e guadagnare fino a 200 euro la settimana. Un migliaio di disoccupati ha abboccato e hanno finanziato inconsapevolmente le vacanze del ragazzo senza scrupoli. Non si è fatto mancare nulla, shopping lungo Corso Italia con al seguito cagnolino con tanto di pedigree e nemmeno le lezioni di sci per sé la sua fidanzata si è fatto negare. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato di Cortina che hanno indagato sul suo indirizzo di posta elettronica. Nessuno dei raggirati, data l'entità della somma perduta, aveva denunciato la truffa. Un reato reso ancora più odioso dal punto di vista umano, dato che il soggetto ha utilizzato denaro sottratto a persone che vivono pesanti disagi economici per concedersi degli sfizi. E intanto il Comune di Venezia ha convocato la Giunta con urgenza. All'ordine del giorno i 140 milioni di euro che mancano per rispettare il patto di stabilità. Le azioni SAVE non sono ancora state vendute. Il governo non ha ancora elargito i 50 milioni che Cafarsetti attende da mesi e si sono arenate le trattative per il Palais Lumière di Pierre Cardin. Lo stilista è deciso ad acquistare i terreni del Comune per circa 40 milioni di euro in cambio però dei permessi e Giorgio Orsoni intende darli solo se saranno prima acquistati i terreni. Il mancato rispetto del patto di stabilità implicherebbe pesanti conseguenze per il Comune nel 2013, come la riduzione dei trasferimenti dello Stato, il divieto di impegnare spese correnti, il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti e infine soprattutto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Quindi rimangono dei giorni cruciali per il Comune di Venezia. Non va meglio al più famoso ristoratore del mondo, Arrigo Cipriani, che dovrà nuovamente rivedere i trattamenti salariali dei 70 dipendenti che lavorano all'Arisbar. Arrigo Cipriani non intende ritirarsi, nonostante i conti in rosso e l'arrivo di 2 manager per la gestione del personale. Il fondatore della catena di ristoranti più famosa al mondo ha dichiarato in questi giorni che il padrone resta lui con l'80% della proprietà, anche se ci sarebbe un buco di 6 milioni di euro da recuperare e per questo le banche creditrici hanno mandato 2 esperti della mediazione sindacale per apportare tagli al personale. L'Arisbar conta su 70 dipendenti e già lo scorso anno Cipriani aveva avviato un'avvertenza e affrontato scioperi e proteste. Il brillante imprenditore veneziano, sebbene ottantenne, ha detto che intende continuare a fare il ristoratore e del resto il locale veneziano, ha detto, è l'unico in perdita del gruppo. La crisi, ha spiegato, riguarda soltanto Venezia e il 2012 è il terzo anno consecutivo in perdita. Mancano gli americani che non sono stati rimpiazzati dai russi e dai cinesi, che se ne dica. C'è pochissimo movimento e i clienti si concentrano nel fine settimana. Cipriani non intende licenziare nessuno, ma chiedere sacrifici a tutti i suoi dipendenti. Anche nel suo locale, insomma, si torna indietro nel tempo e gli stipendi si abbasseranno.
Oggi è stata anche la giornata di quello che è stato battezzato come il concorsone per 321.000 aspiranti insegnanti di ruolo. È passato soltanto il 34%, soprattutto al nord. Circa la metà delle domande veniva dal sud e nel Veneto hanno partecipato alle selezioni in 16.000. L'età media si attestava oltre i 38 anni. Le cattedre in palio sono 11.542, distribuite sulle scuole di ogni ordine e grado, ma il test di oggi è stato soltanto la prima prova con domande di cultura generale che in molti hanno già messo in discussione. Sono stati tanti a definire la verifica di oggi un'autentica lotteria. I candidati dovevano rispondere al test da una postazione informatica. Dopo questo esame seguiranno le prove scritte relative all'insegnamento scelto. E intanto Autovie Venete si prepara a mettere sotto l'albero un bel regalo per chi viaggia sulla Mestre Trieste. La fine del mondo avverrà forse il 21 dicembre del 2012, ma Autovie Venete guarda oltre e scommette sul 2013, prevedendo una stangata per i suoi clienti a partire dal 1° gennaio. Sulla Mestre Trieste le tariffe saliranno del 12,5% e poteva anche andare peggio. I costi per la terza corsia sulla A4, che vengono finanziati dai pedaggi, richiedevano un aumento del 13%, dopo il rincaro del 2011 dell'8% e del 12% nel 2012. Se i camionisti e pendolari stanno pensando ad una rivolta, sappiano che non è finita qui. Altri rincari, via via che proseguiranno i lavori per la terza corsia, sono previsti nel 2017, che sarà poi l'anno di scadenza della concessione autostradale che nel frattempo lo Stato avrà rimesso in gara. Il 2013 potrebbe portare inoltre altre novità legate al commissario nominato per la costruzione della terza corsia, Riccardo Riccardi. Entro il 31 dicembre prossimo decadrà la sua nomina e sono 3 le alternative: o lasciar decadere anche l'istituto del commissario, o prorogare l'incarico per un altro anno, o prorogare il ruolo del commissario ma cambiare Riccardi. E ora, visto il periodo, parliamo di regali. Quest'anno la parola d'ordine è senza dubbio risparmio. Per questo sempre più persone acquistano online, ma non sempre il risparmio è effettivo. Sentiamo perché. La necessità aguzza l'ingegno e allora, se proprio bisogna fare i regali, almeno che costino poco. Il mercatino con i prezzi più economici a tutt'oggi si trova sul web e guarda caso è sempre affollatissimo. Secondo l'Adico, Associazione Difesa Consumatori, sempre più persone optano per l'acquisto di doni online, un incremento quantificabile nel 57% in più di clienti. Attenzione però ai problemi legati alla spedizione. Il risparmio sulla merce acquistata può essere vanificato dallo smarrimento del pacco o dalla consegna fuori tempo massimo. A questo proposito l'Adico ha alcuni suggerimenti. Innanzitutto procurarsi copia del contratto commerciale e verificare quali sono le condizioni in caso di danneggiamento o smarrimento e se l'assicurazione è inclusa nella tariffa di spedizione. Se il valore della merce è elevato, si possono pattuire condizioni assicurative diverse, spiega il presidente dell'Adico Carlo Garoffolini. Più precisamente, la legge prevede che quando si stipula un contratto di trasporto, il vettore risponda di eventuali danni valutati in base al prezzo corrente delle cose trasportate. Il rimborso è più semplice quando la compravendita non è tra due privati, ma attraverso un negozio online o un sito di e-commerce, perché il venditore è assicurato e di solito rimborsa il cliente senza troppa fatica. Insomma, il Corriere Espresso non è di per sé garanzia di consegna sicura e puntuale, al contrario sono numerosi i disservizi segnalati soprattutto in questo particolare periodo dell'anno. Meglio perciò non rischiare un pacco fantasma e tutelarsi fin da subito. E ora qualche secondo di pubblicità, rimanete con noi.
Eurosurgelati Italia, finalmente anche a Mestre, in zona Auchan. Più di 1000 prodotti selezionati e controllati da esperti del settore a garanzia dell'assoluta qualità e freschezza. Dall'antipasto al dessert, tantissime idee da portare in tavola, che stuzzicheranno anche i palati più raffinati. Una grande varietà di carni, pesce, verdure, prodotti panati da forno o pastellati pronti da friggere. Eurosurgelati Italia, dal produttore al consumatore, senza intermediari, convenienza imbattibile. Eurosurgelati Italia è a Gambarare di Mira, Statale Romea, e ora anche a Mestre, via Don Tosato 115, fronte Auchan, e a Rovigo, viale Porta Po 185, fronte La Fattoria. Natale, tempo di presepi, iniziamo un viaggio alla scoperta delle creazioni più suggestive partendo dal settecentesco oratorio Stecchini a Olmo di Borbiago, dove sono in mostra una cinquantina di presepi artistici davvero da vedere. Piccoli e pregiati, i presepi raccolti nell'antico oratorio Stecchini a Olmo di Borbiago sono dei veri gioielli di progettazione e fattura. Si tratta di opere che si avvalgono dei materiali e delle tecniche più diverse ed è interessante notare anche il criterio espositivo scelto dalla curatrice Gabriella Niero, e cioè quello di avvicinare mature prove d'artista ad altre uscite invece da mani infantili. Questa è la quarta edizione della mostra Presepi d'Arte, una mostra dedicata alla creatività. Quest'anno con la quarta edizione abbiamo raggiunto un buon record di partecipanti, abbiamo più di 50 presepi di artisti e collezionisti provenienti da tutta l'area del Triveneto. C'è anche una particolare sezione dedicata ai bambini che ovviamente hanno espresso il loro amore per il presepio attraverso svariate tecniche di espressione artistica che vanno dalla scultura in legno a quella di pane fino a dei disegni. Il tutto però è corredato anche dagli altri partecipanti che hanno esposto con presepi visti attraverso tecniche particolari. Si va dall'incisione alla grafica, al disegno, alla pittura a olio, al collage, e poi ovviamente si accede alla scultura sia lignea che in materia in terracotta, e poi si accede a delle materie inconsuete, quindi nella mostra possono essere visti presepi fatti con la pasta alimentare, con pasta di pane, con anche materiale inconsueto, materiale di recupero, oppure sassi dipinti, quindi una mostra per tutti i gusti, ma che rivela anche la straordinaria sensibilità degli autori di oggi. Al di là della fede religiosa, è quindi proprio la sensibilità personale a manifestarsi in tutte queste sacre rappresentazioni. Fare un presepio equivale anche a stabilire un contatto più autentico con la realtà. Ho creato con l'argilla e sono andata sopra la casa dell'albero di Luigi e ci ha guidato a fare un presepio. Ci lasciava scegliere lui le cose che volevamo fare e le abbiamo fatte. Io ho fatto 2 presepi, allora quello con la calla che contiene Gesù Bambino e Giuseppe e Maria, sempre un po' foglia, un po' calla, così, e l'altra statuetta che unisce e fonde assieme Giuseppe e Maria. E mi è piaciuta l'idea di un Gesù Bambino che è ancora dentro la pancia, insomma, di Maria, anche magari un'immagine che una Maria che non sempre ci immaginiamo in questo aspetto, con un Giuseppe dietro che li protegge e li avvolge. Il mio ideale è quello di scoprire cuori amanti dell'arte, di fare questo gruppo, e cerco bambini, ragazzi, adulti, chi vuole, senza pretese. Del nostro gruppo fanno parte sia ragazzi che hanno fatto scuola d'arte, che vogliono esprimere il meglio di se stessi, quindi non insegniamo tecniche, insegniamo ad esprimere col cuore. I presepi rimarranno esposti all'oratorio Stecchini fino all'Epifania. Si potranno ammirare nei giorni festivi dalle 15 alle 17. E ora parliamo di una gara di pesca che si svolgerà nel canale Brian, in località Staffolo, a Torre di Mosto, nel San Donatese, dal 3 al 9 giugno.
Dopo numerosi anni la Federazione Internazionale della Pesca Sportiva ha assegnato ancora un campionato del mondo in Veneto, sul Brian, che peraltro io conosco bene perché da giovane ho fatto parecchie gare. L'anno prossimo qui faremo la 33esima edizione del Campionato Mondiale per Club. Il Campionato Mondiale per Club, che è una delle manifestazioni più importanti della Federazione Internazionale, è una manifestazione di grandissimo prestigio, un po' la Coppa dei Campioni, se si vuole riferire al calcio, della pesca, con tutti i maggiori club. A rappresentare l'Italia ci sarà un club di Cremona, la Ravanelli Trabucco, che quest'anno ha vinto il campionato italiano e che difenderà i nostri colori qui nel Bria. Un campo di gara che dà tante possibilità e che permette di poter scegliere diversi tipi di pesca, quindi secondo me è molto tecnico e che dovrebbe, spero, favorire i nostri colori. Facciamo i dovuti scongiuri, ma io spero proprio che facciamo un bellissimo risultato. Sì, il Brian è un campo di gara fra i più difficili. Per questo nella conferenza stampa ho precisato che una delle valenze di questa manifestazione è proprio l'aspetto ricettivo turistico, perché per vincere una gara di pesca ci vuole una perfetta conoscenza del campo di gara. Il Brian, da questo punto di vista, è molto tecnico, molto difficile. Ho sentito i commenti delle prime nazionali che sono già venute qua in ottobre in sopralluogo, Francia, Olanda, Ungheria, si sono resi conto subito della difficoltà che ha questo canale. Le tecniche di pesca possono essere più di una, utilizzabili, il tipo di esca e pasture da usare anche qua possono essere diverse, bisogna capire perfettamente il canale. Noi che lo viviamo e ci peschiamo da una vita probabilmente siamo avvantaggiati come nazionale italiana, però io sono convinto che le nazionali che ci tengono a vincere, vedo che queste, sapendo che bisogna conoscerlo, stanno investendo molto nei sopralluoghi. Mi hanno chiesto una serie di alberghi dove fa riferimento quando vengono giù. Io sono convinto che questi qua da prima di giugno altre 5-6 volte, 5-6 weekend li passeranno qua da noi. Per l'organizzazione credo che non avremo nessunissimo problema, perché da anni conosco gli organizzatori, conosco le società, conosco la sezione provinciale di Venezia, conosco le società che sono a San Donato di Piave, quindi conosco Graziano Masiero, conosco Mengo, conosco tutti qui da una vita e quindi sono tranquillissimo. Poi naturalmente la Federazione Italiana Pesca Sportiva ci sarà a fianco per tutto questo tempo, collaboreremo. Io penso che verrà una bellissima manifestazione in un bellissimo campo di gara e sarà una festa per la pesca e una bella promozione per la pesca e per il canale. E ora vediamo cosa ci riserva il meteo. Classica nebbia in Valpadana con tempo abbastanza stabile e soleggiato durante il giorno almeno fino a giovedì, poi arriverà una perturbazione atlantica. Martedì 18 dicembre, variabile con schiarite alternate ad annuvolamenti, foschie e nebbie nelle ore più fredde, minime in calo, massime senza variazioni, possibili gelate notturne, mare calmo o quasi calmo. Mercoledì 19 dicembre, soleggiato con foschie e nebbie nelle ore più fredde, brinate notturne, minime stazionarie sopra lo zero, massime in discesa, mare calmo o quasi calmo. Giovedì 20 dicembre, al mattino soleggiato con nuvolosità in aumento a partire da ovest, possibili precipitazioni anche nevose in serata, valori termici in abbassamento compresi fra -2 e 3. Venerdì 21 dicembre, molto nuvoloso con deboli precipitazioni nevose fino a quote basse, temperatura in ripresa. La marea di martedì 18 dicembre è normale, la massima alle 2,15 65 cm, la minima alle 8,5 25 cm. Siamo in chiusura, ma vi lasciamo con una simpatica controcopertina dedicata a Imeio Kegemo, una compagnia di teatro amatoriale che sta riscuotendo notevole successo grazie anche alla freschezza di testi, per così dire, autoprodotti. Vediamo qualche scena della loro commedia Tempi moderni. Intanto noi vi salutiamo qui, grazie per averci scelti, per averci seguito, buon proseguimento, buona serata. Credo, me l'ha appena detto... Come noni?
Sì, Franco, mito, Piodino, spettemo un puteo. Buongiorno a te, buongiorno. Incidenti in mezzo alla strada. Stavolta nessun incidente, si tratta veramente di un stato interessante. Qualcuno si sente male? Sono un medico, posso essere d'aiuto? Insomma, cosa sia tutta sta confusione? Luciano! Come Pavarotti!